Le due vittorie consecutive contro Team Calcio e Academy Panormus hanno proiettato gli Under 15 del Castelvetrano Selinunte nuovamente nella parte alta della classifica. Per migliorare l'attuale sesta posizione serve un'altra grande prestazione dinanzi ad un Santa Sofia finora secco di vittorie e fanalino di coda ad un solo punto in classifica dal Comunale di Campobello di Mazzara a chiudere il programma dell'ottava giornata del girone A Elite, la sfida tra i ragazzi di Mister Pizzitola ai pari grado Licatesi del Santa Sofia. Uno sguardo all'11 padrone di casa, Sacco tra i pali, fratello Martin, Cognata e Ingrasciotta a comporre il quartetto difensivo. Parisi, Interiamo e Norrito in mezzo al campo, tridente composto da Milici, Foscari e Friscia. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mario Carpinteri passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Dopo 6 di gioco i licatesi sono i primi a battere un colpo dal rinvio profondo di Grillo e Rosa ad essere caparbio con un pressing alto e solitario su Martin a soffiargli via il pallone e calciare verso la porta difesa da Sacco. 14esimo, fraseggiano bene i castelvetranesi ma non riescono fin qui a scardinare il muro eretto da Mister Pinto. Friscia, dopo una buona trama offensiva, prova a servire in area Foscari, deviazione acrobatica che non inquadra lo specchio e la porta al 25esimo. Primo cambio forzato per Mister Pizzitola, costretto ad alzare bandiera bianca. Fratello al suo posto dentro Di Mario allo scoccare della mezz'ora e Capitan Interisano a provarci con un lob dal limite che sorvola la trasversale dei pali di Grillo. 33esimo, Santa Sofia Licata che non ci sta a fare da sparring partner ed ancora con un attacco repentino in verticale sorprende la difesa castelvetranese. Scopelliti però imboccato da Morgana, calcia al lato, fine prima frazione di gioco e va in archivio con l'ultimo tentativo ancora di Interisano largo di 1 metro. Inizia con un cambio la ripresa per i uomini di Mister Pizzitola dentro Alagna per Parisi dopo 6 giri di orologio da rientro in campo e le formazioni al 50esimo. Gara che scorre via senza grossi sussulti, ancora Interisano a provarci con una sciabolata dal binario mancino e non trova nessun compagno sul secondo palo a farla da padrone. Sono per lo più i calci da fermo, smanacciata di Grillo sulla quale si avventa Minici a buona posizione di testa, manda alto. Ospiti che sornioni, fin qui hanno avuto le occasioni più ghiotte, ancora con Rosa bravo ad attaccare la profondità. Sacco disinnesca tutto con una parata in bello stile, punizione allo spigolo d'area di rigore con Grillo che nega la gioia ai castelvetranesi sulla gran bordata di Martina dall'altro lato. Castelvetrano Selinunte che ci prova per lo più con le soluzioni alla distanza ancora con Martin il cui destro fischia vicino all'incrocio dei pali, sfera scodellata in area dal solito Martin, deviazione un calciatore locale a risolvere una mischia in area fuori di poco al 68esimo. Scampo di gara nel finale per Martinico che rileva a Foscari al primo di recupero, l'occasione più ghiotta per i locali con Interisano che scalda i guantoni Grillo. Sul proseguo dell'azione Martinico riesce a spingere la sfera in rete nel finale. L'assalto all'arma bianca dei locali, flipper impazzito in area di rigore su un traversone proveniente dalla zona mediana. Norrito tutto solo in area di rigore fallisce il match point proprio sul gong. Triplice fischio del signor Bonanno di Marsala, pari e patta da Castelvetrano Selinunte e Santa Sofia Licata in questa ottava giornata del campionato Under 15 Elite siciliano. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.